Siamo con il mister della Nuova Sondrio, una sconfitta che forse fa male anche per come è arrivata, in inferiorità numerica praticamente per gran parte della sfida. È una sconfitta che pesa contro una squadra che ha fatto bene, ma voi avete risposto alla grande. Sì, sai, tutte le volte ecco, le squadre che ci affrontano dicono che abbiamo fatto sempre bene, però poi alla fine, oltre che un pareggio che abbiamo fatto contro la Prosesto, i punti le prendono sempre gli altri. Cioè, è normale, è un po' condizionata, non voglio nulla togliere al mio giocatore, condizionata da un uomo in meno tutto il secondo tempo. Cioè, sono arrivato negli spogliatoi, ho deciso di cambiarlo dopo 5 minuti, magari dovevo cambiarlo subito, dai, tanto alcune volte la lettura era quella giusta. Mi dispiace perché i ragazzi hanno dato il massimo, si sono impegnati in maniera egregia, purtroppo resisti e alla fine hanno cambiato giocatori, hanno messo giocatori importanti e sono riuscito a far gol, ma i miei giocatori hanno dato veramente il massimo, sia chi ha giocato, chi è entrato dopo. Purtroppo il calcio è questo, è brutto, come hai detto te, magari ecco, uno meritava il pareggio, però il calcio è brutto per questo, è il bello e il brutto del calcio. Mister, più volte durante la gara ha chiesto ai suoi linee strette, soprattutto in difesa, qualcosa da rimproverare o effettivamente è stata la lettura della gara che è cambiata in corso? No, magari il primo tempo dovevamo magari uscire sulla pressione in un'altra maniera, però sono tutte cose che dobbiamo parlare ecco, dentro lo spogliatoio, poi per il resto devo dire bravi i miei giocatori, hanno dato il massimo e si stanno impegnando da morire, che è tutto qua. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Ascoltiamo adesso anche le parole del mister della Folgore Caratese, Filippo Carobbio, dopo ovviamente lo scambio di abbraccio tra i due tecnici. Sono stati 90 minuti intensi, 95 con i 5 di recupero. Effettivamente la direzione arbitrale non ha soddisfatto in parte entrambe le compagini. Mister Carobbio, buonasera, complimenti, 6 punti in 5 giorni. Effettivamente era quello che serviva alla Folgore Caratese per rialzare la testa e adesso pensare alle prossime. Assolutamente sì, abbiamo fatto una settimana difficile, i ragazzi meritavano questa vittoria. Penso che l'abbiamo meritata anche sul campo, perché nell'arco dei 90 minuti abbiamo dimostrato di essere superiori, mi sembra abbastanza evidente oggi la partita è andata così e sono contento per questi 6 punti perché ci permettono di lavorare con un po' più di serenità e guardando in avanti con più fiducia. Mister, il gol di Cocola al 90° ha fatto realmente saltare in aria tutta la panchina, è un po' l'emblema di quella fame che ha questa Folgore Caratese? Sì, nel senso sull'esultanza abbiamo visto la fame che ha questa Folgore Caratese, sull'episodio dell'1-1 invece abbiamo visto quanto la Caratese ancora deve crescere, perché l'ho detto ai ragazzi, lo dico adesso davanti a tutti, ma l'ho detto già alla fine del primo tempo, che io non accetto atteggiamenti di sufficienza e di mollezza, perché non ce le possiamo permettere qui in questo ambiente dove siamo noi, lo sanno, gli posso permettere qualsiasi cosa, gli do qualsiasi cosa, ma pretendo che ci sia sempre l'atteggiamento giusto e sul gol dell'1-1 per come è arrivato non l'abbiamo avuto e questo non mi va bene. Poi per il resto abbiamo fatto un gran gol, il 2-1, la festa è stata grande perché avevamo voglia di festeggiare e ce lo meritiamo. Mister, l'ultima domanda e poi ti lascio allo spogliatoio e ai tuoi ragazzi. Effettivamente anche questa volta, anche oggi nei 90 minuti i cambi hanno fatto la differenza a livello di qualità e questo è ancora una volta il risultato di ciò che lei dice sempre, ovvero la rosa ampia e la qualità della sua rosa. Assolutamente, è una cosa che dobbiamo sfruttare, chi sta fuori non deve sentirsi accantonato o bocciato. Siamo una squadra forte in tutti i suoi elementi e dobbiamo capire che tante volte si può essere utili anche solamente 5 minuti alla fine, come ha fatto oggi Lipari che è entrato e ha fatto un assist incredibile. Sono veramente felice per lui perché è un ragazzo che si impegna sempre tantissimo e ecco, più di tutti gli altri forse lui se l'ha meritato oggi perché mercoledì è andato in tribuna e oggi ha giocato e ha fatto la differenza. Quindi questo deve essere lo spirito di tutti e avanti così perché questi 6 punti in 5 giorni ci fanno bene. Grazie mister, Grazie. complimenti. Ciao. Grazie, chiudiamo così il collegamento qui da Sondrio per Nuovo Sondrio Folgore Caratese.